Tavolini all'aperto anche la sera e aperitivo dopo le 20. No, non è un tuffo nel passato. È Cagliari in zona bianca lunedì 1 marzo. Le parole a caldo di Renato Sarigudi e l'Usu nel corso Vittorio Emanuele. Renato, soddisfazione oggi? Oggi molto soddisfatti perché la gente lo aspettava. Abbiamo tutti i clienti sorridenti e noi siamo felicissimi di poterli accontentare. Stavamo aspettando questa giornata con ansia da tanto tempo. Roberto, ti vedo felicemente stanco, hai servito avanti e indietro oggi, c'è soddisfazione, c'è contentezza soprattutto. Assolutamente, meglio arrivare così stanchi che stanchi da non far niente. E poi c'è da dire anche che bisogna prendere seguire dei protocolli, bisogna rispettare determinate regole, è stato chiaro il sindaco, libertà fa rima con responsabilità. Voi come ragionate in questo senso? Noi, per quanto c'è possibile, facciamo osservare le regole ai nostri clienti. Noi le osserviamo e spero che tutti si comportino in tal senso, perché sennò poi si ritorna molto velocemente in altri colori. Si spera che si continui in bianco ancora per un bel po', anzi fino all'estate. Tutta la vita in bianco. Tutta la vita in bianco, andare in bianco. Solitamente Esatto, non porta bene, però questa volta è il caso di dirlo. Esatto. Renato, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi.